tough loss, you know, because they were better in everything, you know. The most important thing, we played soft. No one-on-one, just played soft. And there is no excuse for this. You know, I always say, you can be, you know, make mistakes here, there, but you cannot play soft. And this is, you know, this not even worse, but it's so bad because, you know, we have great fans, you know, they support us, they come here, and we didn't show respect. And we have 2 weeks, you know, just to fix it. Ok, è stata una brutta sconfitta, siamo stati sovrattati da Brindisi in ogni aspetto. Abbiamo giocato troppo morbidi, di uno contro uno non siamo riusciti a affrontarli. Chiediamo scusa ai nostri tifosi che sono stati stupendi e ci hanno supportato e non gli abbiamo mostrato rispetto con questa prestazione. Per aggiungere passiamo alle domande, se ci sono domande. Vai, Pippo. Puoi chiedere se pensa che la sua squadra è in crisi di identità in questo momento? You think that your team is facing an identity crisis? Yeah, looking at the result, probably yes, you know, but the thing is, you know, we had a good win on the road against Sassari, and then we started to think too good of ourselves. You know, this is kind of early. You know, this is the thing. I believe you can't, you know, be satisfied when you win, like, you know, it's the top of the world, and then, you know, when you lose, you can't think you are on the, you know, on the bottom of the world. So we brought 2 new players. We have a little break, and we will work hard to fix it. Okay. A giudicare dal risultato siamo in crisi di identità. Nonostante la buona vittoria a Sassari, la squadra si è sentita forse troppo forte per quello che era e una serie di sconfitte l'ha riportata col morale a terra. Non bisogna sentirsi troppo forti quando si vince né troppo scarsi quando si perde. In questo momento abbiamo preso 2 giocatori e abbiamo 2 settimane per preparare la prossima partita. Domande? Grazie. Sì, buonasera coach. Volevo sapere se si aspettava di più da 2 pedini importanti come Hodge e Ukic, che spesso hanno lasciato la squadra giocare un po' senza un ordine ben preciso, invece dovevano essere loro a dettare i ritmi e a tenere un po' tutti compatti. Did you expect more from Ukic and Hodge? Your point guard, probably there. Today they weren't too focused on control the team. We expect from everybody. You know, it's not only Ukic and Hodge. Yes, of course they are experienced players, and you know they have to lead the team in a difficult moment. But okay, I usually don't call the names, but you know you know, we kind of lost the confidence and started to argue with the refs, and you know, get us out of the game too. Didn't help much, you know. So you know, the players were, let's say, leaders and who were have more experience. They have to lead. They have to stay calm, and they have to bring some positive energy to the team. You know. Yeah, we didn't see this tonight. Non è solo da Ukic e Hodge che si aspetta di essere concentrati sulla partita. Ovviamente loro sono giocatori con esperienza e devono riuscire in queste situazioni a controllarla, ma il fatto anche che si sono innervositi con gli arbitri li ha portati fuori dalla partita. Non sono più riusciti a entrare con la testa nella gara. Grazie. Altre domande? No. Grazie mille. And one thing I didn't see
never seen something like this. 0 for 6 free throws. Yeah. And the other team is 28 free throws. Non ho mai visto una cosa del genere. I tiri liberi, che sono stati 0 su 6. 0 su 6 e 28 gli avversari. Ok. Grazie.